Per i prossimi anni, fino a fine legislatura, non ci saranno aumenti per i deputati dell'ARS. Ce ne eravamo occupati qualche settimana addietro anche noi, raccogliendo delusione e sconcerto dei siciliani per una norma che avrebbe voluto regalare alle già abbondanti buste paga dei deputati all'ARS altri 870 euro circa per l'adeguamento Istat al tasso di inflazione. Una norma da tanti definita vergognosa, specie se rapportata all'esiguo lavoro sviluppato dall'Assemblea regionale siciliana, è uno schiaffo ai siciliani alle prese con disoccupazione, lavoro che quando c'è è precario e mal pagato e crisi che impone quotidiane fughe di cervelli al nord e all'estero. Ebbene, ieri questa norma assolutamente irrispettosa di una popolazione in affanno è stata stoppata con la cosiddetta manovra bis che, con un emendamento, neutralizza l'adeguamento Istat fino a fine legislatura. Un tentativo di riprendere credibilità innanzi ai siciliani. Avevo preso l'impegno di fare votare questa norma non appena possibile. L'abbiamo fatto senza riflettori addosso e senza pressione mediatica. Era un atto dovuto, così ha detto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno.